Quindi io passerei subito la parola all'onorevole Laura Cucato, e poi se volete alla fine magari altri interventi facciamo un passaggio per domande o approfondimenti. Bene, grazie. Buonasera a tutti e davvero grazie per questa serata ai relatori del tavolo e in particolare all'amico Stefano Boeri con cui di tanto in tanto ci incrociamo nella vita, poi in politica un po' no, ma forse qui sempre in politica, perché la politica purtroppo o per fortuna è comunque lo strumento che abbiamo per riuscire a governare il nostro tempo e possibilmente anche con questo meraviglioso suono. Infatti non a caso Stefania con le sue competenze immediatamente individuato in un canto delle rondini, quindi cosa volete di più della vita stasera qui dentro, non è chiostro, più di così è difficile. Io ho un compito che alla luce di quanto mi diceva anche la Presidente dell'Ordine, quindi la quantità di architetti che sicuramente sono presenti stasera, quindi quasi un convegno, un consesso tecnico, questo magari lo trovo persino abbastanza così illogico, per cui io cercherò, contrariamente a quanto mi ero prefissata, di dire alcune cose che magari non sono così prettamente scolastiche come quelle che potremmo fare in un altro convegno dove invece abbiamo a che fare con un parterre diverso, perché avremmo previsto che il mio intervento si basasse in particolare sulla Convenzione Europea del Paesaggio, e onestamente credo che molti di voi non solo la conoscano ma la frequentino, nel senso che sia davvero lo strumento del loro lavoro. Allora, il tema di buona sostanza che mi sta particolarmente a cuore, diceva adesso Stefania, abbiamo fondato questa associazione, voi non ci crederete, abbiamo davvero centinaia e centinaia, credo che ormai abbiamo raggiunto anche un migliaio di soci, in realtà perché siamo stati fortemente stimolati un po' in tutta Italia a ritenere il tema dell'ambiente, il tema dei cambiamenti climatici, che è un tema ormai quotidiano per la nostra realtà, così come la tematica relativamente allo spreco di cibo, il tema della materia prima e seconda per quanto riguarda i rifiuti, insomma a tutta quella realtà che è, come dire, particolarmente interessante in questo nostro tempo e in cui c'è bisogno di fare sensibilizzazione, insomma c'è bisogno di lavorare perché cresca la cultura e la conoscenza di questo settore. Quindi quando ho avuto modo di ascoltare Stefano Boeri con la sua interpretazione di un'urbanistica e di un'edilizia per i quartieri degradati e non solo, poi insomma lui spiegherà certamente meglio, come opportunità di riqualificazione, quindi ricreare quell'equilibrio che è il fondamento per riuscire a rendere l'uomo, come dire, pienamente soddisfatto, consapevole della realtà che lo circonda e nel contempo per sentirsi, tra virgolette, a casa propria dove sta, ma nel contempo anche per parlare appunto di questo tema del paesaggio che se vogliamo appartiene alla nostra storia anche recente, ma voglio dire 70 anni di Costituzione ce lo mettono sul piatto, ma volevo così accennare in relazione alla Costituzione e alla Convenzione Europea del Paesaggio su alcune 2 o 3 questioncine che mi paiono interessanti per l'aspetto anche di rilevanza politica. Prima questione è che all'articolo 9, lo sappiamo, da 70 anni abbiamo la tutela del paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione come dogma costituzionale, perché è uno dei primi 12 articoli, quindi è chiaro che il legislatore dell'epoca, incredibilmente, che siamo anche uno dei pochissimi paesi del mondo ad avere il paesaggio in Costituzione, incredibilmente ha inteso dare a questo tema, al tema del paesaggio, un valore di impegno e di programmazione. Quindi un valore costituzionale cardine, si diceva, dogmatico, ma per esempio per avere gli ecoreati, tanto per citare l'ultimo atto della nostra legislatura in tema di diritto e di tutela appunto veramente percepita e realizzata e non soltanto dichiarata, abbiamo dovuto attendere il 2015 per cominciare ad avere iscritto nel codice penale una serie di articoli che riguardassero esplicitamente l'inquinamento dell'ambiente. E devo dire, se noi osserviamo
la diversità tra quell'articolo della Costituzione, che peraltro è rimasto identico anche nella nuova riforma, e quello che nel frattempo è avvenuto, dobbiamo dirci che oltre alla tutela, che ovviamente riguarda la salvaguardia dell'esistente e ha molto a che fare con quello che anche l'architetto Cosetto prima diceva, con il retaggio italico di bellezza. Cioè io credo, senza voler togliere nulla ai padri e alle madri costituenti, che certamente avevano una levatura e uno spessore dal punto di vista della loro storia personale e delle loro competenze altissimo, vista la bellezza di questa Costituzione, però certamente hanno puntato solo su un tema, che è quello della tutela, proprio perché hanno immaginato il paesaggio così come l'abbiamo ancora per tantissimi aspetti, esclusi i tecnici o i docenti che di questo studiano e con questo lavorano, in realtà pensando a un paesaggio inteso come a un simbolo di bellezza, come a una visione di particolare pregio, naturalistico, storico, architettonico, comunque paesaggio pregevole. Non è scritto paesaggio pregevole, ma si intuisce che la tutela è funzionale alla bellezza, perché io tutelo ciò che ho di più bello. Si è parlato nel tempo, si è andati avanti e si è parlato di valorizzazione a partire dagli anni 90, cioè si è compreso che la tutela da sola non poteva e non doveva bastare, d'accordo? Anche perché il tema della tutela in sé per sé, se non diventa patrimonio pubblico collettivo e quindi se non viene ad essere qualcosa che noi concepiamo come nostro, che non è semplicemente un oggetto da vedere, ma è uno strumento attraverso il quale conoscere, fare ricerca, appunto partecipare alla storia, individuare la geografia, conoscere il cambiamento che avviene nel tempo, e valorizzarlo significa anche riuscire ad utilizzare, ad usare questa qualità, questo valore, appunto per metterlo a disposizione, per offrirlo in termini di benessere ad una comunità piccola o grande. Naturalmente anche la valorizzazione non è soltanto un utilizzo di uno strumento semplicemente di scopo, diciamo così, ma ha proprio il senso di valorizzare un intero patrimonio culturale, cioè di portare con noi nella nostra epoca in virtù del futuro e quindi di finalizzare quel valore anche in relazione ai passaggi che dobbiamo alle future generazioni, cioè la valorizzazione insieme alla tutela ci ricordano una cosa fondamentale, che noi tutto questo non l'abbiamo ricevuto in eredità, come si dice, dai nostri padri, ma in realtà l'abbiamo avuto in prestito dai nostri figli. Quindi ci costringe a pensare a salvaguardia, gestione e pianificazione. In effetti abbiamo dovuto attendere, di questo ne parla il Codice Urbano del 2004, anche con la riedizione del 2008, ma dicevo, abbiamo dovuto attendere la Convenzione Europea del Paesaggio, che tra l'altro ha cominciato a darci delle definizioni. E in effetti, se ci pensiamo, l'Italia, che ha recepito questa convenzione nel 2006, è riuscita però a scrivere la norma di recepimento italiana in maniera un po' discutibile, nel senso che se noi andiamo a leggerlo in inglese e in francese vedremo che il paesaggio, ovvero, vedo che sorride Anna, no? Il paesaggio è inteso come paesaggio complessivo, anzi leggiamo testualmente, dice la definizione che il paesaggio è quella parte del territorio, d'accordo, che così come è percepita dalle popolazioni, così come viene percepita dalle popolazioni, in cui carattere deriva dall'azione dei fattori umani, dei fattori naturali e della loro interazione. In realtà c'è una parolina in più, noi ci mettiamo, siamo un po' bizantini, che ci aggiungiamo, e abbiamo messo anche determinata parte. Quella determinata parte non c'è, perché landscape non è una specifica parte. In effetti, per fortuna, al di là di quello che è stato tradotto nell'italiano, forse è frutto di quella appunto, abitudine mentale a pensare al paesaggio come qualcosa di assolutamente pregevole,
In realtà, dicevo, la definizione appunto del paesaggio, così come viene tutelata appunto dalla Convenzione europea, è una definizione assolutamente totalizzante. Non prevede, anzi prevede esplicitamente anche i territori degradati, i fiumi, i corsi d'acqua, prevede esplicitamente ogni qualsiasi angolo del nostro territorio. Quindi quando parliamo di paesaggio parliamo di tutto, e questo dovrebbe darci la spura a riflettere sul perché, per esempio, c'è bisogno di sensibilizzazione, di formazione ed educazione, di individuazione e valutazione di obiettivi di qualità paesaggistica e di applicazione degli strumenti di intervento. Perché a questo punto bisogna, prima cosa, che noi ci appropriamo del nostro territorio, cioè che lo valorizziamo, nel senso che noi stessi lo consideriamo un valore per noi e un patrimonio per noi. Io credo che da questo punto di vista stia cambiando molto nella società italiana. Cito un paio di questioni che mi sono capitate recentemente. Una proprio recentissima di sabato scorso, sabato di questa settimana, ho partecipato ad una manifestazione sul Brenta, sul fiume Brenta, dopo un convegno in cui ero stata chiamata come relatrice proprio 15 giorni prima, dove si metteva in evidenza come si continuasse brutalmente ad escavare il Brenta in quella zona, tra Carmignano, appunto, Tezze e Cittadella, senza che ve ne fosse, diciamo, con le ragioni più discutibili e anche improponibili. Uno si immagina in quelle serate di trovare i soliti 30, 20, 10 persone, così, no? Invece c'era questa sala del comune di Cittadella che era a 2 piani, completamente piena, con tante persone in piedi. E qui già mi è scattato un meccanismo, come a dire, beh, allora sta succedendo qualcosa di importante, stiamo parlando del fiume Brenta e tanta gente, giovani, meno giovani, famiglie, eccetera, sono uscite di casa per capire se hanno titolo e diritto per continuare a fare ciò che stanno facendo. E quindi adesso si discute perché dopo 30 anni di prelievo praticamente indiscriminato si vanno ulteriormente a realizzare, si vogliono realizzare, per fortuna non si sono realizzati, 5 pozzi di estrazione, con le motivazioni che poi FAS ha ulteriormente dato per dire che ne servono 5, tutti in albero, e questo è stato già motivo, come dire, no? di riflessione, perché è chiaro che la ghiaia dell'albero è molto più interessante che piuttosto un scavo a lato dello stesso confine del fiume, così come c'è la volontà ulteriore di andare a realizzare un'ulteriore cassa di espansione, quando la precedente cassa di espansione si sono dimenticati di realizzarne tutti e 4 i lati, così, voglio dire, anche nel caso di allagamenti sappiamo che avrà una funzione anche in quel caso monca e quindi scarsamente efficace. Ma la cosa più straordinaria è successa sabato, perché mi dicono, guarda, noi a seguito di tutto questo, insomma, facciamo questa manifestazione anche per far conoscere chi non ha mai, magari non c'è mai venuto, non ha mai passeggiato in riva al Brenta, facciamo questa passeggiata di 2 chilometri e andiamo a verificare laddove c'è il cantiere, dove vogliono portare questa desertificazione, quindi dimostrando anche con tutta una serie di fotografie, ma anche con l'analisi, insomma, evidente, tra l'altro, ecco, che cosa serve anche vedere il paesaggio, no? Osservare con occhi ciò che accade, che c'era già stato, a seguito di tutti gli scavi di questi 20 anni, 30 anni, di fatto una riduzione dell'alveo del fiume, un abbassamento dell'alveo del fiume di almeno 6 metri, almeno 6 metri come abbiamo quantificato. Va bene. E a quel punto sono andata e mi sono riempiti gli occhi, no? Perché c'erano, io penso, decine di migliaia di persone, cioè io non ho mai visto una cosa del genere. 2 chilometri in fila lungo tutto questo fiume, per cui 2 chilometri praticamente li avevamo fatti semplicemente mettendoci ciascuno in fila. E vi dico questo, che cosa significa? Significa che evidentemente sta crescendo la sensibilità, certamente determinata da tutta una serie di fattori. Adesso li andiamo anche a vedere questi fattori, perché il consumo di suolo, insomma, noi pensiamo di essere una regione come gli altri, non è mica così. Abbiamo una regione che ha la stessa identica percentuale di suolo cementificato
e impermeabilizzato che è il 10,6%, questi sono dati aggiornati al 2012, ma attenti bene perché in realtà se guardiamo il corso degli ultimi 23 anni, 24 anni, scopriamo che siamo la realtà italiana con la percentuale in assoluto di maggiore incremento di impermeabilizzazione e stiamo comunque continuando nonostante la crisi perché i dati ci dicono che procediamo a questi ritmi. Verificate anche un dato che è significativo, ovvero sia come la percentuale di incremento del Veneto in questi 20 anni, poco più, sia del doppio rispetto alla media nazionale, e già la media nazionale è assolutamente fuori schema rispetto all'Europa. Andiamo con la nostra media del 7,3% di cementificato a fronte di un'Europa che viaggia al 4,6%. Quindi un'Italia che è quasi il doppio dell'Europa, un Veneto, va bene, che aumenta con incrementi doppi rispetto all'Italia. Evidentemente questo allarme, no? Al di là di tutto, nonostante tutto, continua a crescere, insomma, e fa paura. Preoccupa che in Italia si consumino 8 metri quadri di superficie al secondo e ogni 5 mesi venga realizzata una città paragonabile al perimetro di Napoli. Abbiamo peraltro abusato anche come singoli cittadini perché 343 metri quadri a testa di superficie realizzata contro i 170 del 56 e un incremento di popolazione del 24% a fronte di un incremento del suolo consumato del 156%, dico sempre quando faccio degli incontri che abbiano a che fare appunto con l'acqua, l'aria e la terra, che l'unico di questi tre elementi vitali che è stato modificato nel termine è appunto la terra, che non si chiama più tale, ma ormai è d'uso comune e costante definire il suolo, e lo dico sempre perché così ci sentiamo tutti più autorizzati a pensare che è il maschile di suola e quindi ci puoi solo camminare, cioè non la pensiamo più come dato vivo, no? Naturale nel senso capace, come dire, di essere, no? Capace di promuovere, di produrre, no? di far nascere e di far crescere, no? Ma la pensiamo proprio come qualcosa che sta sotto di noi e che noi usiamo per i nostri scopi, no? In maniera abbastanza spietata. Chiudo, volevo parlarvi della Toscana, ma lo sapete già che è la prima regione col piano di indirizzo territoriale. Il piano paesaggistico tra l'altro è molto bello, me lo sono anche un po' letto, e il paesaggio toscano lo descrivono così, come testimonianza sensibile di valori culturali ed estetici che rappresenta storia e identità. Credo che sia davvero una descrizione in sé per sé esaustiva, considerato anche che il paesaggio stesso è risorsa significativa per lo sviluppo e la crescita competitiva dei territori. Quindi conoscenza, consapevolezza e quindi pianificazione adeguata e gestione saggia, io penso che sia quello di cui abbiamo bisogno. Chiudo con una frase, mi sarebbe piaciuto dirvi anche di più, ma qui ci sono persone che devono e possono dirvi di meglio. Volevo richiamare un bellissimo lavoro che è stato realizzato dalla professoressa architetto Giulia Adrian con l'Istituto Comprensivo Fogazzaro di Piovene Rocchette, quindi Vicenza, perché mi ha fatto scoprire delle cose davvero straordinarie, nel senso che lei ha impiegato, diciamo, il sistema socratico della maieutica per riuscire a ricavare dai suoi studenti, come dire, una conoscenza. Non ha impartito una lezione, come dice Socrate appunto, ma ha voluto che attraverso la struttura, diciamo, la capacità di utilizzare degli strumenti di conoscenza, i ragazzi fossero nella condizione di poter fare a loro volta l'analisi e quindi di stendere alcune considerazioni, nonché di far vivere l'emotività. Ed è molto bello sapere che una scuola superiore, appunto, è riuscita a mettere insieme ragazzi anche con disabilità media, quale quella intellettiva, e far fare a tutti le stesse identiche prove, compresa quella finale, quindi stendere lo stesso tipo di tesi finale a seguito di questo lavoro sul paesaggio. Un po' determinato certamente, come si diceva prima, dal metodo, diciamo, scolastico e
di docenza che è stato utilizzato, ma anche, io credo, proprio perché la vicinanza dei ragazzi con la natura, la vicinanza con questi elementi naturali, li stimola, li spinge, no, a dare il meglio di se stessi, ad essere capaci di commuoversi, di viverla la realtà. E quindi chiudo con una frase che mi è piaciuta particolarmente, questa è molto bella: alla fine conserveremo solo ciò che amiamo, ameremo solo ciò che capiamo e capiremo solo ciò che ci viene insegnato, di Baba Dhyum. Ma c'è un'altra frase di Prima Matteis, che è un geografo del Politecnico di Torino, il quale afferma che è necessario oggi ripartire, per conoscere la geografia e il paesaggio, dalle emozioni. Se in passato, dice, dovevamo conoscere il mondo per conquistarlo e trasformarlo, oggi lo dobbiamo sentire nostro per prendercene cura, per sentirci parte di esso e di quegli altri 7 miliardi che lo abitano insieme a noi. Ecco, io penso che ci si stia arrivando, ma siccome dobbiamo accelerare anche per le questioni relative ai cambiamenti climatici di cui abbiamo appena accennato, e perché non possiamo risultare la razza predatrice per eccellenza in questo secolo, va bene, credo che proprio per questa ragione è utile che sensibilizziamo, che facciamo un lavoro anche, diceva giustamente Cosetto, pensiamo a qualcosa che ci permetta di strutturare un'attività, un lavoro sul territorio, nelle scuole, ovunque, per far conoscere l'importanza e la assoluta condizione di rilevanza per la nostra vita e per le vite future della qualità del paesaggio in cui viviamo.